Quando pensammo di realizzare il documentario sulla città di Bosa, al momento di raggiungerla abbiamo deciso di non percorrere le strade più consuete, quelle abituali, che attraversano gli stupendi panorami della Planargia, ma un'originale via d'acqua, il fiume Temo. Così, superata la foce e le ultime ansie che impediscono la visione, all'improvviso ci appare la città in una sequenza di suggestive e riposanti immagini distese ai lati del fiume. Finalmente scopriamo il suo volto caratteristico e suggestivo di città che riuscì ad incantare persino gli aragonesi, tant'è che nel 1413 la vollero nominare Città Regia, insieme ad altre 6 città dell'isola. Queste potevano usufruire di particolari privilegi ed esenzioni che ne favorivano lo sviluppo. Dal suo fiume, Bosa è resa una città inconfondibile. Nessun'altra in Sardegna ha un lungo fiume come il suo. Le sue acque la dividono in 2 parti e l'attraversano come un'arteria vitale. Il fiume Temo è l'unico fiume della Sardegna navigabile per almeno 4 chilometri a partire dalla sua foce. Nasce dai monti di Villanova Monteleone e sfocia in mare dopo aver attraversato l'intero abitato. Bosa è una cittadina accogliente, ordinata e luminosa, elegante nelle sue piazze e strade, dove si respira un senso di indisturbata tranquillità. Certe sue case somigliano a civettuole tavolozze. Si direbbe che amino specchiarsi sulla superficie del placido fiume. Particolarmente suggestivo è passeggiare nel lungo Temo e nel corso Vittorio Emanuele. Bosa entra nella storia sarda quando la potente famiglia ligure dei Malaspina, agli inizi del XII secolo, approdò in Sardegna. Questa nobile famiglia, subito dopo, acquisì vasti possedimenti. Sul colle di Serravalle, nel 1112, secondo il Fara, venne edificato il castello. Le più recenti ricerche archeologiche, però, hanno spostato questa data alla seconda metà del XIII secolo. Negli anni immediatamente successivi, lungo i declivi dello stesso colle, digradante verso la pianura, venne costruito il primitivo borgo. Da questo deriva l'attuale centro storico, le cui case arrivano a lambire le acque del fiume. Il centro storico, nella conformazione urbana, ha conservato caratteristiche architettoniche proprie degli antichi borghi medievali. Vie molto strette, anche per poter contenere la città nel perimetro urbano nettamente definito dalle mura.
case alte a valle e basse a monte, con una sola camera per piano. Pavimentazione stradale in acciottolato e gradinate di collegamento in trachite rossa. Il territorio bosano, in località Messerchimbe e Calameda, vi sono tracce dell'antico insediamento precedente al borgo medievale, la Bosa Vetus. Sorgeva lungo il fiume sulla riva sinistra. Come ricordano Tolomeo e gli itinerari, essa fu fondata dai Fenici. Ma la città fiorì soprattutto in epoca romana, quando divenne municipio. Tale presenza è attestata dal ritrovamento di stoviglie, lucerne e tombe. Tali testimonianze sono emerse in prossimità della chiesa romanica di San Pietro Extramuros, già cattedrale della diocesi di Bosa, consacrata nel 1173. Sulla fondazione di Bosa Vecchia vi è una leggenda in cui si narra che a edificarla fosse stata Calmedia, figlia o moglie del nostro Sardus Pater, mitico personaggio della storia sarda. In territorio bosano, come in tutta la Planargia, compaiono tracce di altri più antichi insediamenti. Sono resti di costruzioni nuragiche, tombe preistoriche, numerose domus deianas e un villaggio nuragico detto di Salumenera. Ciò fa pensare a un'origine di Bosa più remota e più lontana, un tempo che risalgrebbe niente meno al periodo protosardo. A questo punto ci piace sottolineare che sui resti di un nuraghe fu costruita questa chiesa campestre dedicata a Sant'Eligio. Dell'antico castello oggi si può ammirare quello che è rimasto delle sue possenti mura e di alcune torri. Eloquenti testimonianze che evidenziano quanto fosse vasto e inespugnabile il maniero. Fortezza importante, sorta in un periodo in cui si fronteggiavano le repubbliche di Pisa e di Genova e poi, in una durissima e lunghissima guerra, il giudicato d'Arborea e la corona di Aragona. Tra le strutture murarie sopravvissute e opportunamente restaurate, oggi si può tranquillamente passeggiare e immaginare molti dei fatti della storia dell'isola. Almeno 7 secoli or sono, in questo ampio cortile, i castellani passavano molto tempo della loro vita. Per noi, calpestare questo suolo è stato motivo di grande emozione. In un suo lato, protetta dal verde dei mandorli, tra i resti eloquenti di vicende umane, giace la chiesetta di età giudicale della prima metà del XIV secolo, originariamente intitolata a Sant'Andrea e successivamente, nel 1850, dopo il ritrovamento di una statuina lignea della Vergine tra le rovine del castello, dedicata a Nostra Signora de Sessos Regnos Altos, la statuina, per tutto l'anno, è custodita all'interno della chiesa. Le sue primitive e modeste mura hanno custodito questo straordinario ciclo d'affreschi. Un'opera preziosa,
testimonianza interessante e fedele di un'antica tradizione iconografica e religiosa e pittorico-simbolica. Si tratta di un'opera unica e senza confronti. Quindi possenti mura per proteggere il corpo e salvare l'anima. I Malaspina, nel 1308, cedettero il castello al giudice di Arborea. Nel 1478 vi trovò rifugio Leonardo Alagon, marchese di Oristano, l'ultimo grande personaggio della resistenza sarda agli invasori catalani e aragonesi. Segni dello spirito, dell'arte e dell'attaccamento alle proprie tradizioni culturali, ed insieme mura di chiese antiche e nuove, in un tutto significante la continuità storica e identitaria della stessa comunità, in un tutto che esprime il suo intimo e comune sentire, un divenire che vuole andare oltre le cose ed elevarsi sulla materialità. Oggi in questa chiesa viene celebrata la festa di Sant'Isidoro, patrono dei contadini. Per l'occasione, il comitato dei festeggiamenti si adopera per portare il santo in processione. Il corteo prende il via dalla chiesa e dopo aver attraversato il centro storico vi ritorna. Durante la celebrazione della Santa Messa, il coro di Bosa esegue canti liturgici in una sorta di composto contrappunto. Nei canti bosani, il buon osservatore può trovare il carattere sereno e l'attaccamento che essi hanno verso le proprie tradizioni. Canto che ha vinto contaminazioni esterne e mantiene integra la propria fisionomia sonora. Bosa possiede almeno 25 chiese, di queste alcune ricche e monumentali, mentre altre, meno considerate, versano in uno stato di semi-abbandono, mentre dovrebbero essere meglio conservate e valorizzate. Questo bene comunitario, oltre a rappresentare un valido patrimonio architettonico e culturale, è anche immagine dell'identità della città e dei suoi abitanti. La più significativa è la chiesa romanica di San Pietro Extramuros, edificata in trachite, una pietra arrosata di cui è ricco il territorio comunale di Bosa. Di tutte le chiese, la più monumentale è la cattedrale dedicata alla Beata Vergine Maria Immacolata. Sarebbe sorta intorno al XV secolo e ricostruita in gran parte agli inizi dell'Ottocento.
Al suo interno custodisce una Madonna con Bambino, scultura policroma di scuola catalana della prima metà del Cinquecento. L'elemento architettonico più significativo è la particolare luce che filtra attraverso le finestre poste sopra un lungo cornicione che percorre tutta la chiesa. Notevoli e armoniose le sue 8 cappelle, vale la pena soffermarsi ad ammirarle in silenzio. Tra gli edifici bosani, questo particolare palazzetto dalle strutture neogotiche, una volta albergo, per la sua originale struttura, incuriosisce chi ha l'occasione di ammirarlo. Ciò accade poiché si presenta diverso dal resto degli edifici della città. Resta comunque una costruzione meritevole di attenzione. Un altro degli edifici noti ed importanti si affaccia lungo il salotto di città, il Corso Vittorio Emanuele. Appartenuto ad una famiglia della borghesia bosana, è un esempio di residenza signorile ottocentesca. Originariamente era di proprietà della famiglia Uras de Riu, già facente parte della nobiltà cittadina. Verso la fine dell'Ottocento passò al cavalier Zedda Atene ed infine alla famiglia de Riu. Attualmente è diventato museo. Nelle sue sale sono esposti alcuni tipici e quasi esclusivi prodotti dell'artigianato bosano, il filet. I piani superiori ospitano la pinacoteca dedicata all'artista bosano Melchiorre Melis, esponente di spicco nel mondo dell'arte pittorica e della cultura isolana e non solo. Vi è inoltre una sezione dedicata al pittore Antonio Azza. Per Bosa, la casa e il museo rappresentano uno dei luoghi più significativi, dove è possibile scoprire altrettante espressioni della cultura, della sensibilità e del senso estetico della sua gente. Altri edifici di grande interesse per la storia economica e culturale della città sono l'insieme delle vecchie concerie, che oggi versano in uno stato di avanzato abbandono. Dimenticanze e disattenzioni continuano a minarne la stabilità e la stessa sopravvivenza. Un abbandono che rischia di cancellare un'importante memoria della città. Nell'ottobre del 1989 l'insieme è stato dichiarato Monumento Nazionale d'Archeologia Industriale dall'allora Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali. Definire il complesso degli edifici esempi di archeologia industriale suona come volerli relegare nel silenzio e dimenticare un'attività che aveva rappresentato la fonte più importante dell'economia bosana. Allontanarli troppo nel tempo, anche soltanto con definizioni, come spesso si usa fare per delle rovine, sarebbe un errore, poiché per i bosani questi rappresentano luoghi che evocano ricordi ancora vivi. Attualmente in uno di questi è stato operato un restauro conservativo, rispettoso della sua originale struttura e fisionomia. È diventato il Museo delle Conce, quindi luogo utile alla promozione socioculturale della comunità e di sensibilizzazione alla conservazione del suo patrimonio civile e storico.
In questo sono esposte alcune immagini e strumenti con i quali venivano lavorate le pelli. Sarebbe bello e importante estendere il recupero ad almeno altri 7 caseggiati e farne laboratori e officina al servizio della comunità, dedicati ai 7 campi della cultura e dell'arte. Oggi la serie degli edifici è soltanto un elemento statico del paesaggio che continua ad attirare l'attenzione di chi transita nel lungotemo. A Bosa vi è un'altra antica forma di attività, il cui prodotto, molto elaborato e delicato, a buon diritto può essere definito artistico. È il filè, un rinomato prodotto dell'artigianato del merletto, al quale si dedica una buona parte della sua popolazione femminile locale. Alcune donne che sin da bambine lo hanno praticato ci hanno raccontato che le origini di questo particolare tipo di ricamo sono da ricercare in quelle pratiche di tessitura che venivano usate nella realizzazione e riparazione delle reti da pesca. Le mogli dei pescatori, ma a volte anche le figlie, aiutavano i propri genitori ogni volta che in una rete c'era da ripararne qualche parte lacerata. Ci hanno detto che era stata quell'esperienza a suggerire loro di realizzare più piccole reti, ingentilite con delicati disegni e ricami. Nel tempo, l'affinamento di tale pratica diede vita all'arte del filè, espressione di delicata operosità che divenne simbolo della stessa città. La pesca per Bosa ha rappresentato e rappresenta ancora un'importante attività. Così la comunità è rimasta in stretti rapporti coi costruttori, riparatori e realizzatori di attrezzi per la pesca. Artigiani, carpentieri, anch'essi pescatori. Le campagne per i bosani rappresentano ancora una grande risorsa. Queste, grazie al fiume, godono di un rigoglio quasi sconosciuto in molte parti della Sardegna. I suoi frutteti, oliveti e vigneti ingentiliscono i paesaggi della periferia cittadina. È proprio grazie alle sue vigne assolate che Bosa è rinomata per la malvasia. Il Carnevale bosano è un altro importante e caratteristico evento che fa parte delle sue tradizioni comunitarie. È un'occasione annuale in cui vien fuori tutta l'arguzia e la voglia di scherzare dei bosani. Una manifestazione
che usa toni anche pungenti, propri di quel tipo di satira e di farsa che rivolge giudizi negativi, caricaturali, dissacranti e di condanna nei confronti di personaggi noti, di amministratori e di politici. Collocabile nell'ambito della tradizione popolare scherzosa, il carnevale, per alcune sue peculiarità, resta espressione di intelligenza e inoltre rivela molto del carattere burlesco e sereno dei Bosani. Giunto il momento di lasciare la città, raggiunta la sua periferia, ci siamo fermati lungo un tornante panoramico da cui potevamo scorgerla ancora e dedicarle le ultime inquadrature. Ci è parsa come se riposasse, carezzata dal suo fiume, brillante nel rossore dei suoi tetti, sorvegliata dalla sua incrollabile e poderosa sentinella, che alta e adagiata sul colle di Serravalle da almeno 700 anni, sembra che continui a proteggerla.